Benvenuti da Telaltobut. Martedì 24 di giugno 2025 è stata fatta in Taplè di San Martino a Ciurciuvin la tradizionale Sante Messe con la benedizione dal Mac di San Giovanni.
Deus in adiutorium meum intendende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et
Beatus virquitime Dominum, in manna Christus Ius Israelis
Audite insule tattelit populi gronge, Dominum salutur vocavit me, de ventre matris me, recordatus est nominis mei. Deo gratias, que allasi resonare vibris, mirades forum amulitorum, solve polluti labireatum, Sancte Ioannes, Nuncius Celso Venies Olympum, Te patrimonium fore nasciturum, nomen et vitae seriem gerente, ordine promi, ille promissi dubius supernim, verdi prompte molugos loquelem, sed reformasti genitus ferente, organa vocis, ventris obscuro recubans cubili, senseras legem talmonente, parem nati meritis uterque, agita pandi, sintecus patri geniteque proli, et ibi compar nutriusque virtus, Spiritus semper, Deus unus omni, temporis ego. Amen. Iste puer main corum Domino, Name manus eius ipso est, puer qui natus es nobis quam profeta est, iges enim quo salvatorai, internatos mulierulum surrexit maior Ioanne Baptista. Magnifica. Et exultavi Spiritus
in Deo salutaris Deo. Qui expressit humilitate mancille sue, et celi exorbeata medice, omnes veneratione. Qui ave Virgini Maria, qui potens est, et santum nome Deum, et misericordia dignentibus eum, ecce potentia in brachio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposui potentes de et exaltami umines, exorientes in pleniponis, et divinas dimisit immanes, sucedit Israel per recordados misericordiae sue, siculus est Patres nostros, Abraham et seminium in saecula, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Puer natus est nobis plus quam profeta est, et in ennibus salvatorae internatus mulierum nostro rexit maior Ioanne Baptista. Oremus. Deus qui presentem diem honorabilem nobis in beati Ioannes nativitate fecisti, da populis tuis spiritualium gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis eterne, per Christum Dominum nostrum. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome.
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che li udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Gloria a te. Andiamo. 4 brevi pensieri presi dalla vita, dalla vicenda, dal evento di Giovanni Battista. Per primo sottolineo, prima di questi 4 pensieri, l'importanza di questo uomo. Gesù dice che tra i nati di donna non c'è un uomo più grande di questo. Pensate, Mosè, Abramo, Davide, non c'è un uomo più, tutti i profeti, più importante di Giovanni Battista. Lui è poi il collegamento tra l'Antico, il Nuovo e il Nuovo Testamento. E anche la Chiesa ne riconosce l'unità e l'importanza. Solo di Gesù e di Maria si celebra nascita e poi nascita al cielo, cioè la morte. L'unico santo di Gesù e Maria è San Giovanni Battista. Qui celebriamo la nascita e poi il martirio. Allora i 4 pensieri. Il primo lo prendo dal suo nome. Nell'antichità, come d'altronde anche da noi fino a qualche decina d'anni fa, di solito i nomi di una famiglia erano quelli. Si dava al nipote il nome del nonno e così rimangono spiazzati quando sia Elisabetta che Zaccaria dicono il suo nome è Giovanni. Giovanni perché l'arcangelo Gabriele, quando annunzia a Zaccaria la nascita di questo bimbo dal grembo sterile dell'anziana ormai Elisabetta, gli dà il nome Giovanni. Giovanni significa l'etimologia dono di Dio. E allora la prima riflessione che mi viene partendo da questo nome: chiediamo al Signore che di nuovo i bimbi siano considerati doni di Dio. In una società occidentale e in Calabria quasi il problema si pone ancora di più, non nascono più i bimbi. Chiediamo al Signore la grazia per le mamme che vorrebbero avere un bimbo, la grazia di poterlo avere, e chiediamo la grazia per coloro che non vogliono avere bimbi. Ormai le statistiche dicono un 40% tra i 18 e i 34 anni, davvero drammatico questo dato, che di nuovo si aprono alla vita, perché in questa società occidentale che sta morendo, ci sia un recupero di questo amore per i bimbi e per la vita. Le tante mamme qua presenti sanno quanto i figli riempiono la vita, trasformano la vita, danno un senso profondo alla vita. Il secondo, e poi collegato a questo, chiediamo al Signore la grazia anche di cogliere tutto come dono di Dio, di diventare persone che ringraziano, che non considerano tutto scontato, tutto dovuto e quindi si lamentano sempre. Dovremmo come un antibiotico si prende a volte ogni 8 ore, dovremmo ricordarci ogni 8 ore che davvero abbiamo tantissimo. E abbondando nell'azione di grazie, una delle figlie della gratitudine e la gioia, e ringraziando il Signore ci prepariamo ad accogliere più grazie, più doni. Pensate anche ai fiori, qua una cosa è meravigliarsi per la loro bellezza, altra cosa è considerarli un dono di Dio per rendere bella la nostra vita. C'è la differenza tra comprarsi una scatola di cioccolatine e riceverla come dono, dove dietro c'è anche l'affetto della persona che te lo dona.
Secondo pensiero sulla vita di San Giovanni Battista: visse nei giorni deserti. Il Vangelo ci dice che era vestito di pelli di cammello e mangiava gris, locuste e miele selvatico. E allora chiediamo al Signore anche il dono, no, di una vita sobria che ci fa pensare di più quello che abbiamo, e questa vita sobria diventa la base, no, di una giustizia tra i popoli, tra le persone che davvero è necessario. Oggi molti parlano di una vita sobria come fondamento, come premessa per la sostenibilità ambientale. La prima motivazione è per fare giustizia tra le persone. Terzo pensiero: Giovanni Battista ha la chiara coscienza, e lo aveva il suo papà e lo avevano i profeti, di essere colui che doveva preparare la via del Signore. Già i profeti avevano parlato di questo Elia che doveva venire per preparare un popolo ben disposto al Signore. L'arcangelo Gabriele glielo ricorderà suo padre, è qui per preparare il popolo alla venuta del Messia. E Zaccaria dirà: e tu, bambino, sarai profeta dell'Altissimo, perché andrai a preparare la via del Signore. E Giovanni stesso ha questa coscienza. Lui dice: io non sono lo sposo, io sono l'amico dello sposo. Io devo diminuire e lui deve crescere. Ecco, noi chiediamo la grazia di essere anche noi dei mediatori, no? tra Dio e coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore del Signore. Chi ha una bella notizia sente il bisogno immediatamente di comunicare. Pensate quando nasce un bimbo, immediatamente partono, no, da WhatsApp, su tutti i gruppi, la bella notizia, col nome, col peso, col fatto che è nato bene. E come noi, e adesso parlo qui di noi già aperto, no, il cuore al Signore, come si fa a tenere per noi questa straordinaria notizia di un Gesù che ci rende la vita bella, leggera, senza ansia, senza paura, aperta agli altri, aperta al dono, al servizio. E allora chiediamo al Signore la grazia di sentirci come responsabili della fede degli altri, in modo particolare delle persone che ci vivono accanto, e testimoniamo e annunciamo Gesù con la preghiera. I cuori degli altri si aprono con la parola. La fede dipende dalla predicazione, dall'annuncio, dice San Paolo. Con esempio, amando, servendo, donando. Gesù dice: da come vi amate, da come vi servite, riconosceranno che siete miei. E poi, a volte basta il volto, lo sguardo. Proprio stamattina ero in una famiglia e lì una persona, parlando di un'altra persona che cerca di vivere, no, con coerenza il Vangelo, diceva: io solo a vederla mi rassegno. San Ivan di Kronstadt, un caro santo dei cristiani ortodossi, diceva che il discepolo di Gesù, man mano che si avvicina a lui, che lo accoglie, no, crescendo nella preghiera, cogliendo nei sacramenti, diventa un uomo di pace. Ma poi, dice, non si ferma alla pace, poi andando avanti diventa un uomo di gioia. E poi non si ferma lì, andando ancora avanti, poi diventa luce. Diventa luce perché diventa trasparenza della luce che abbiamo dentro. Nel nostro cuore dal battesimo siamo abitati da Gesù, dallo Spirito Santo, dal Padre, dalla luce increata, che siamo chiamati a comunicare agli altri. Ultimo dei 4 pensieri, Giovanni Battista appena vede Gesù per la prima volta, siamo al primo capitolo del Vangelo di Giovanni, e lì con Giovanni l'Evangelista e con Andrea l'Apostolo, vedendo Gesù che passava, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La quarta grazia che chiedo al Signore per tutti noi è di riscoprire la coscienza del peccato.
peccato non è scomparso, anzi, è scomparso il senso del peccato. Proprio oggi parlavo ai ragazzi del centro estivo, agli animatori, della necessità del discernimento, cioè di distinguere bene il bene e il male, quello che dà la vita e quello che dà la morte. Oggi c'è una confusione enorme su questo, e non si riconosce più cos'è peccato, cosa fa male. Giovanni nella sua prima lettera dice che se diciamo che siamo senza peccato diamo di bugiardo Dio. E allora che preziosità ha il riconoscerci peccatori. I padri dicevano: è più prezioso riconoscere il peccato, nel senso del peccato, che non avere il potere, pensate, di risuscitare i morti. È fondamentale perché se tu non riconosci di essere un peccatore, diventi un giudice implacabile degli altri. Se ti consideri giusto, sei sempre col dito puntato. E se non ti riconosci peccatore, ovviamente metti su un muro tra te e Dio. Invece quanto è prezioso riconoscere il proprio peccato. Nella misura in cui accogliamo il Vangelo, la parola del Signore, leggiamo anche la vita dei santi emerge immediatamente il nostro peccato, che è la distanza da quello che ci chiede la parola e la nostra vita attuale. Allora chiedo al Signore tutte queste grazie, ecco, perché possiamo davvero diventare luce per tutti coloro che ci incontrano. E ora concludiamo questa bella liturgia con la benedizione dei fiori, ma prima lasciamo Dio grazie all'onoranda Signoria che rende veramente bene quel momento qui, un grazie ai parrocchianzi che presenza, un grazie a tanta gente che viene fuori, penso più che da metà che viene da ogni donne, no? Da Chiarnia e dal figlio. E allora Vergine in cura questa benedizione, los primi due parruati, c'è la poencia bei Max di San Giovanni. Auditorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, in alto i macchi. Omnipotens sempiterme Deus, qui celum terram mare cuncta visibilia et invisibilia, verbo tuo ex nihilo creasti, quique herbas arboresque eternam, ad usum hominum et animalium giniere precetisti, te supplices exoramus, utas diversis generis herbas, intercedentes Sanctus Ioannes Battista, benedicere et sanctificare tua pietate digneris, ut omnibus ex ei sumentibus in salutare medicamentum, et ab omnibus hominibus pecoribusque, quibusque vita divite, omnem putredinem, omnem moribus, pestilentiam ad dolorem, omnesque inimicas infestationes, misericorditer moveas, qui in Trinitate perfecta vivis et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sanctis descendat super nos, et flores et maneat semper.
Il mio rame musiche a Dio lodiati, che serviciule ti perseguire la cosa di ieri tambuare e mi apre il venire argente lui libare in cugna chiamate perché spoglianite ti benedirò ieri cuore ed io mi chiama il plendi superbie il Dio lo sa volte il tranquilla storie dall'alto risponde ma il burro alzacie di ogni bontà il pleni superbie al basse soglia io burro soliti che non ti abbandone che lui mi figli gli ha fatto la promessa la qual cena in lui a io non so di me che Dio Grazie come sempre per essere stati con noi e non state a dimenticare che per l'autobus al ben prima di tutto. Mandi mandi!